Sono 3 anni che il Comune di Volpago comunque collabora con Rudy Bellini per spettacoli di teatro equestre. Quest'anno abbiamo provato, ci siamo avventurati in questo nuovo format che stanno già portando in tutte le ville venete. Primis la villa, che è uno dei gioielli che abbiamo nel nostro territorio, e per valorizzare soprattutto il lavoro di questi artisti bravissimi e di tutto quello che li circonda, perché tra le carrozze, le macchine d'epoca e tutto quello che gira intorno a questo mondo. Sono stati 3 giorni bellissimi, oggi sarà la conclusione e con sta giornata è meraviglioso. È impegnativo da organizzare perché ci sono tante cose da mettere insieme, però è stata una bella avventura e i risultati insomma si vedono, quindi siamo felici di questo. Questo evento ci ha interessato in particolare perché coniuga appunto il mondo della cultura, quello dell'equitazione. Questa villa storicamente, questo binomio è sempre stato presente. Noi abbiamo colto l'occasione per far conoscere la villa che è conosciuta nel nostro territorio ma anche al di fuori. Abbiamo avuto ospite il sottosegretario Sgarbi, che è stata una figura importante che speriamo ci aiuti ancora di più a far conoscere questo splendido gioiello che noi da 4-5 anni abbiamo iniziato a sfruttare per far conoscere, per aprire il territorio, perché era veramente un peccato che questa villa con la sua storia importante rimanesse chiusa e non fruibile al pubblico più vasto possibile. Quindi siamo veramente orgogliosi di questo è uno dei vari appuntamenti estivi che con Montello Eventi abbiamo messo in programma e condiviso con i 5 comuni del Montello. Questo deve essere un luogo che si apre al territorio e a tutta la comunità regionale, nazionale, chissà anche internazionale. Quindi veramente speriamo che sia l'inizio di un periodo felice per la villa. Parte dei protagonisti di questa 3 giorni, oltre a Rudy, c'è il circolo ippico di Nervesa, che sono sempre della zona qua. Rudy Bellini ha il maneggio su a Santa Maria della Vittoria e collabora anche con altri centri ippici tutti sul Montello, quindi sono proprio il patrimonio e il posto ideale per le passeggiate a cavallo, quindi venite a trovarci sul Montello e venite a cavalcare sui nostri maneggi.